chiavi di casa, di chiesa veramente, ma gloria a Dio, utilizziamo la tecnologia. Il Marco capitolo 9, dal verso 14 fino al verso 29. Leggiamo un miracolo compiuto da Gesù che guarisce un indemoniato. Libera un indemoniato, un ragazzo posseduto. Gloria al Signore. Marco capitolo 9 dal verso 14. Il Signore sia lodato. Amen. Giunti presso i discepoli, videro intorno a loro una gran folla e degli scribi che discutevano con loro. Subito tutta la gente, come vide Gesù, fu sorpresa e accorse a salutarlo. Egli domandò: di che cosa discutete con loro? Uno della folla gli rispose: Maestro, ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto, e quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra. Egli schiuma, strida i denti e rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto. Gesù disse loro: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Glielo condussero, e come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni, e caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù domandò al padre: da quanto tempo gli avviene questo? Egli disse: dalla sua infanzia, e spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci. E Gesù: dici se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre del bambino esclamò: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo dicendogli: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientrarti più. Lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì, e il bambino rimase come morto. E quasi tutti dicevano: è morto. Ma Gesù lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: perché non abbiamo potuto scacciarlo noi? Egli disse loro: questa specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore viene raccontato in questo passo di questa liberazione. In realtà il testo parla di una guarigione, no? È una guarigione sicuramente spirituale. Questo ragazzo non soffriva di alcuna malattia che toccasse il fisico, ma di una malattia più grande, una malattia spirituale. Era posseduto da uno spirito immondo. E tutti si accostarono intorno ai discepoli, come abbiamo letto, e probabilmente anche questo uomo, questo figlio, così che aveva questo problema, si è rivolto ai discepoli. Abbiamo inteso nella lettura, vero? Ma i discepoli non hanno potuto fare nulla. E Gesù domanda che cosa stesse succedendo, di cosa stavano parlando. E questo uomo disse: io ho condotto da te mio figlio, che ha uno spirito muto. Quando si impadronisce di lui, lo fa soffrire, lo fa cadere a terra, schiuma, strida i denti. Non so se avete avuto a che fare con queste cose, ma spero di noi che non le abbiate mai visti, però vi dico che succede così, ancora oggi. Il diavolo fa queste cose quando si impossessa della vita dell'uomo, fa fare cose sconvolgenti alla vista,
c'è questa manifestazione di sofferenza, soprattutto quando ci si avvicina e si prega. Il diavolo non resiste, tende al combattimento, ma nulla può. Nulla può con lo Spirito del Signore. Alleluia, gloria al Signore. Quindi, quando quest'uomo dice io mi sono rivolto ai tuoi discepoli, ma non hanno potuto fare nulla, Gesù dice: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi, fino a quando vi sopporterò, portatelo qui da me. Sembra arrabbiarsi il Signore, perché non è che i discepoli non hanno potuto fare nulla. Sì, non hanno potuto fare nulla, ma potevano fare qualcosa. E poi il Signore spiega, quando i discepoli in segreto, lontano da tutti, no? Perché forse si vergognavano. Dice: ma maestro, ma perché non abbiamo potuto fare noi quello che hai fatto tu? Cosa dice il Signore? Questo genere di spirito non può uscire in altro modo che con la preghiera. Evidentemente non avete pregato. Evidentemente non avete pregato abbastanza. Quell'autorità che io vi ho dato doveva bastarvi, ma dovevate riconoscere che bisogna pregare. Amen? Gloria al Signore. E anche oggi noi dobbiamo riconoscere che senza il Signore non possiamo fare nulla. Amen. Dobbiamo pregare il Signore. Amen. Non possiamo contare sulla nostra preparazione, non possiamo contare sui nostri anni di fede, sulla nostra esperienza. No, tu devi pregare il Signore sempre. Amen. Se devi affrontare un problema, devi pregare il Signore. Amen. Se ti devi preparare per una predicazione, devi pregare il Signore. Amen. Se devi testimoniare agli altri, devi pregare il Signore. Amen. Se devi pregare per un ammalato e imporre le mani, devi pregare il Signore. Amen. Tu non puoi dire io ti guarisco. Il Signore ti guarisce. Amen. Amen. Dobbiamo pregare il Signore, è Lui che compie l'opera. Alleluia. È Lui che opera segni, prodigi e miracoli. Amen. Amen. E ancora oggi Gesù è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Amen. Questo è un primo insegnamento. Senza di Lui non si può fare nulla. Senza la preghiera, senza una consacrazione personale non si può fare nulla. Amen. Alleluia. Questo dobbiamo comprendere. Alleluia, perché siamo qui nel mondo e nel mondo dobbiamo combattere per il Signore. Siamo qui per combattere un combattimento di natura spirituale. Non è un combattimento con armi convenzionali, pistole, spade, no. Il nostro combattimento è contro spiriti, potestà, contro il male, contro il nemico che non si vede, ma c'è e agisce in questo mondo e incatena questo mondo nel peccato. Alleluia. Alleluia. Ancora oggi io credo ci siano uomini e donne possedute. Amen. Amen. Alleluia. A volte mi è capitato, abbiamo sentito qualcuno che confidando: io vedo cose strane. Devi pregare il Signore. Ombre, devi pregare il Signore. Esistono. Non sono fantasie, esistono. Il diavolo esiste, ma esiste anche la potenza, l'onnipotenza di Dio. Amen. 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 E noi siamo gli strumenti che Dio vuole usare. Amen. Amen. Per strappare le anime al maligno. Siamo quegli strumenti che Dio vuole utilizzare affinché con la luce della sua parola e con la sua presenza che è dentro di noi possiamo liberare, aiutare queste anime a liberarsi dal peccato e dalle catene del maligno, che, guardate bene, non risparmia nessuno. Il nemico non guarda l'età. Vedete questo caso? Un bambino ha preso un bambino. E chi è più fragile di un bambino? Sorvegliamo i nostri figli. Amen. Alleluia. Fratelli,
fratelli e sorelle, sorvegliamo i nostri figli. Con la preghiera, preghiamo per loro, sempre, incessantemente. Guarda che quando sottovalutiamo delle cose, poi alla fine troviamo le sorprese. Posso raccontarvi tante cose. Figli di credenti che hanno partecipato a sedute spiritiche così per giocare. È un gioco. Sono rimaste vittime, letteralmente sono morti, tormentati dalla mattina alla sera, morti, non ce la facevano più, zitti, senza dire niente a mamma e papà, che andavano in chiesa, senza sapere nulla. Una volta un giovane, tanto non ce la faceva, ha preso la macchina, si è schiantato nel muro. Amen? Succedono, fratelli e sorelle, stiamo attenti. Noi serviamo il Signore. Amen. Lo Spirito del Signore è con noi. Amen. Amen. Alleluia. Ora, questo uomo portò il figlio dai discepoli che pensava potesse aiutare. I discepoli erano poco avveduti, poco consacrati, per questo Gesù si era arrabbiato. Oggi generazione incredula, portatelo qui da me. Portiamo i nostri figli da Gesù. Amen. Alleluia. Preghiamo per gli uomini di Dio, per i pastori che possono avere consacrazione, avvedutezza, ma confidiamo soprattutto nel Signore. Amen. Alleluia. Alleluia. Il Signore lo liberò. Il padre gli disse: Signore, se tu puoi, ti prego, aiutaci, se puoi. E Gesù, se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Amen. Amen. Non solo posso io, che sono Dio, ma chi crede in me può anche fare le cose, può anche liberare. Amen. Alleluia. Se tu credi nel Signore, puoi vedere le catene spezzate. Alleluia. Alleluia. Oh, alleluia. Se dici se puoi, alleluia, ogni cosa è possibile per chi crede. Alleluia. Quell'uomo dice: sì, io credo, ma non so fino a che punto. Vieni in aiuto alla mia incredulità. Sembra un paradosso, vero? Credo, ma sono incredulo. È umano. Crediamo a volte fino a un certo punto. Dopo quel livello non riusciamo più a credere. Ecco che abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore. Alleluia. E dire: Signore, portami più in alto. Amen. 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 Io credo, ma aiutami nella mia incredulità a credere di più, Signore. Alleluia. Portami più in alto. Amen. Vuoi vedere cose straordinarie? Devi andare più in alto. Alleluia. Vuoi essere usato dal Signore per spezzare le catene, combattere il nemico? Devi andare più in alto. Devi avvicinarti al cielo. Alleluia. Amen. Alleluia. Che meravigliosa lezione da parte del Signore Gesù. Ogni cosa è possibile per chi crede. Anche noi, se preghiamo, se crediamo nella potenza del Signore, possiamo vedere con i nostri occhi liberazioni. Amen. Amen. Guarigioni. Amen. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. E dico che viene liberato questo ragazzo. Viene liberato. Gesù parla a questo spirito muto, dicendogli: spirito muto e sordo, io te lo comando. Alleluia. Esci da lui e Alleluia. non rientrarvi più. Non può fare altro che questo spirito che obbedire. Ogni spirito è sottoposto alla onnipotenza di Dio. Alleluia. Questo spirito, gridando, straziando, uscì dal bambino. Il bambino rimase come morto. Sarà stato sfinito, stanco, immagino. Veramente si è stanchi, sfiniti. Gloria al Signore, che è una lotta anche interiore, spirituale. Gloria al Signore. Ma Gesù lo prende, non era morto, era vivo. Gloria al Signore. E da sottolineare poi, non so se definirlo orgoglio o vanagloria di questi discepoli. Non aspettavano altro di rimanere soli con Gesù, per dirgli: oh, aspetta, ma perché noi non abbiamo potuto? Perché non abbiamo potuto? Questa specie di spirito non si può far uscire in altro modo
imparare a pregare. Non si può uscire allo sbaraglio confinando su quello che noi siamo, sui nostri successi passati, anche spirituali passati. Oh, il Signore mi ha usato in quell'occasione, il Signore ti ha usato perché ti sei lasciato usare. Ma poi cambiano le condizioni, cambiamo noi. Dobbiamo sempre attingere alla fonte. Non possiamo andare avanti avendo un bagaglio, perché poi alla fine, quando ricorri al bagaglio, se non gli metti dentro qualcosa di nuovo, alla fine si svuota. E ci troviamo ad essere cristiani, discepoli svuotati della potenza di Dio. Ma vogliamo sempre alimentarci con la preghiera. Questa mattina abbiamo parlato, sapete di cosa? Dell'importanza di dedicare il tempo al Signore. Il Signore, Gesù, è il Signore del sabato. I suoi discepoli ebbero fame il giorno di sabato. Oh, abbiamo fame, si trovano in un campo e spigolavano, il grano si misero a mangiare. Subito i farisei, sembra che erano lì a inseguirli, no? A vedere, vediamo come sbagliano, quando sbagliano, siamo lì. Subito, maestro, non è lecito mangiare il giorno di sabato. Che ipocrisia. E Gesù, ma non vi ricordate cosa ha fatto Davide? Quando era inseguito da Saulo, vi ricordate? Ebbe fame. Entrò nel tempio, c'erano i pani consacrati. Cosa ha fatto? Ha mangiato lui e quelli che erano con lui. Sei fame? Mangi. Dovete imparare, io voglio misericordia, non sacrificio. Che importante questa lezione. All'epoca il culto si faceva di sabato. Nessuna cosa, attività si poteva fare. Era sabato. Si andava nella sinagoga, in chiesa. Non si lavorava. È giusto dare del tempo al Signore, è giusto. O sia sabato o domenica, lunedì o martedì. Dobbiamo comprendere che dobbiamo dare a Dio quello che è di Dio. Un giorno dissero a Gesù, maestro, è giusto pagare le tasse? Che dite voi, è giusto pagare le tasse? Ahimè, purtroppo è giusto. Cosa dice Gesù? Prendi una moneta, c'è Cesare, dai a Cesare quello che è di Cesare, dai a Dio quello che è di Dio. Bisogna dare a Dio quello che gli appartiene. Poi la tradizione cristiana cambia. I primi cristiani si radunano il primo giorno della settimana, la domenica, ricordano la risurrezione di Cristo e che da allora poi diventa la domenica, no? Il culto, il giorno del Signore. No? L'importante è che o lunedì o il sabato o il venerdì, l'importante è che si dedica un giorno al Signore. Pensiamoci, dicevo stamattina, quando andiamo in chiesa, quando scegliamo di andare altrove, dobbiamo passare del tempo con il Signore. Abbiamo bisogno del Signore. Amen? È giusto le vacanze, il riposo, nessuno vieta. C'è un tempo per ogni cosa. C'è un tempo per lavorare, poi basta, smetti di lavorare, finisci, hai fatto il tuo orario di lavoro, basta, riposati. Amen? C'è un tempo per la famiglia, dedicare alla famiglia, ai figli. C'è un tempo per piangere, c'è un tempo per gioire, dice Solomone, no? C'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per vivere, c'è un tempo per morire, c'è un tempo per il Signore. È giusto dare il tempo al Signore. Vedete, questi discepoli che hanno pregato non hanno potuto poi combattere contro il nemico delle anime, Satana, contro quello spirito. Gloria a Dio. Noi dobbiamo imparare a ricevere dal Signore, accostarci a Lui per dare a Lui la gloria, la lode che gli è dovuta. Ma mentre ci accostiamo a Lui e gli diamo quello che gli è dovuto, sicuramente il Signore versa su di noi copiose benedizioni. Amen? Alleluia. Ed ecco che ci si alimenta nella fede, si è vittoriosi. Ed ecco che si è pronti ad affrontare con la saggezza e con la guida dello Spirito Santo ogni situazione.
Perché il Signore ci dà saggezza, ci dà equilibrio, ci dà forza. Domandando a Lui il giusto consiglio, il Signore ci consiglia, ma soprattutto ci dà anche autorità sulle potenze del male. Alleluia. Altrove dice: non rallegratevi perché gli spiriti vi sono sottoposti. È una cosa normale, ma a volte ci meravigliamo. Quello che fa il Signore è qualcosa di... non tutto può fare il Signore. Ma dice piuttosto rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel libro della vita. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Vogliamo ringraziare il Signore. Vogliamo alzarci in piedi.